euroscettici, ma che ormai direi che anche questa è una parola che non vuol dire più niente, che altro che scettici, stiamo molto oltre lo scetticismo, siamo veramente a posizioni molto più radicali. Tra tutti questi gruppi c'è anche Strache, mi pare che sia quello che sta in questo momento parlando. Noi non abbiamo qui un traduttore simultaneo di tedesco, quindi non ve lo possiamo appunto tradurre, però teniamo un occhio a quello che succede a Bruxelles, che potrebbe appunto prendere la linea da un momento all'altro. Ovviamente regina del tavolo Marine Le Pen, ma una coalizione che si appresta veramente a fare un bel intralcio al Parlamento europeo. Tu, Giulio, già che stiamo appunto in argomento più che europeo oggi, che da tanti anni sei da quelle parti come, diciamo, assistente del gruppo della Lega, secondo te quale può essere il cambio di passo del essere parte di un gruppo numeroso e ben determinato? Il cambio può essere fondamentale, nel senso che se prima eravamo in un gruppo quasi più tecnico, ora invece siamo in un gruppo politico che ha un programma preciso e quindi ci trasformiamo in un certo senso in un partito europeo, a differenza di prima, e come per esempio il Partito Popolare Europeo, il Partito Socialista Europeo, il Partito Democratico Europeo, che contano sulla scena politica, hanno voce in capitolo anche per quanto riguarda le nomine dei commissari, e soprattutto il gruppo è consistente anche perché, per esempio, il Front National è il primo partito in Francia, quindi può avere un'influenza sul governo francese e di conseguenza non solo sul Parlamento, che nonostante il Trattato di Lisbona, l'unico trattato votato, cui la Lega ha votato a favore, perché è l'unico trattato che dà un po' più di democrazia, cioè dà un po' più di rappresentatività al Parlamento europeo, che è l'unico organo eletto dai cittadini a livello comunitario. Ecco che laddove sei importante, conti anche nel tuo paese d'origine, puoi avere un'influenza anche sugli altri due organi, soprattutto sul Consiglio. Il Consiglio che è composto dai capi di governo dei paesi, degli Stati membri. Quindi una rappresentanza che può lavorare non solo all'interno del Parlamento, ma delle altre istituzioni europee, che può finalmente contare qualcosa. Contare qualcosa perché ha, per esempio, a differenza del Parlamento italiano, il Front National non faceva parte di alcun gruppo, anche il PVV, il partito di Wilders per esempio, e quindi non avevano... Ecco, scusami Giulio, sta proprio per parlare ora Matteo Salvini. Segretario Lega Nord, tornato quarto partito in Italia, per il momento, perché vogliamo crescere ancora. Orgoglioso di sedere a questo tavolo in questa alleanza per la speranza, contro tutto quello che è unico, la moneta unica, il pensiero unico, il cibo unico. Finalmente ci sarà un'opposizione a quei trattati internazionali che svendono il nostro futuro, la nostra agricoltura, il nostro commercio per l'interesse di qualcuno. Non uomini ma consumatori, secondo Bruxelles, invece noi diciamo uomini, non merce, non profitto, non mercato, non consumatori, uomini e donne. Che ci sia qualcuno preoccupato di questa alleanza, di questa presenza, è un buon segno. Che ci sia qualcuno che fa un processo alle idee e se ne frega dei morti in Ucraina è un pessimo segno, e noi saremo qua anche a smontare l'ipocrisia dei minuti di silenzio che ogni tanto fanno a Strasburgo per pulirsi la coscienza quando c'è una convenienza economica, e quando invece non c'è la convenienza economica tutto può passare sopra le teste e sopra i corpi degli esseri umani. Siamo partiti in pochi, siamo in 5. All'apertura del Parlamento di Strasburgo l'obiettivo è di essere l'unica grande, coerente, coesa e credibile opposizione alla frittata di democristiani e socialisti che già ce la stanno preparando. Ecco, breve ed essenziale. Salvini, nota di colore per chi sta soltanto ascoltando questa diretta: sono tutti in giacca e cravatta. La Le Pen ha un tailleur blu, tranne Matteo Salvini che non ha né la giacca né la cravatta, e anzi anche la camicia un po' aperta. E ci piace così. E a noi ci piace così, ed è una cosa che sicuramente ribalza all'occhio quando la si vede.
E beh, insomma, parole. Adesso sta di nuovo parlando un altro esponente di questa coalizione, però insomma si vede poche parole, ma i fatti saranno interessanti, perché si va a creare appunto questo gruppo che finora non c'è mai stato, mentre stanno preparando un altro inedito, no, per il Parlamento europeo, una coalizione tra socialisti e popolari, che per eleggere il Presidente della Commissione sarà forse necessaria, no? Credo, i voti degli uni e degli altri, almeno così si rimbalzano i giornali in questi giorni. Sì, se ne sta parlando, è da qualche mese che si polemizza soprattutto sulla candidatura di Schulz, perché poi sono Schulz socialista tedesco, che era passato alle cronache per il confronto con Berlusconi tempo fa, ce lo ricordiamo tutti, ed è un po' stata polemizzata questa candidatura per diversi fatti. Innanzitutto Schulz è un estremista, quindi è uno che anche da Presidente del Parlamento, a differenza dei suoi predecessori, non ha gestito il Parlamento in modo democratico. Lo chiamavano Capò, direi che a questo punto... Berlusconi l'aveva soprannominato Capò. Comunque sì, l'atteggiamento è un po' quello. Dopodiché si è scoperto che ha usato, innanzitutto quando è diventato Presidente del Parlamento, ha avvantaggiato i propri collaboratori per le carriere interne al Parlamento, sono diventati dirigenti molti degli stessi, e in secondo luogo sembra che abbia usato dei soldi per il cerimoniale del Parlamento per ristrutturarsi casa o altre spese personali. A sua insaputa? No, non a sua insaputa, questa volta non è lo Scagliola tedesco. Quindi non è solo in Italia che succedono... Ed è uscito lo scandalo su Der Spiegel, solo su Der Spiegel, perché nel resto d'Europa non si è saputo nulla, tanto che nella classica mentalità geografica della nostra sinistra Mr. Schulz è stato insomma descritto come la Madonna coronata in la santificazione. Adesso abbiamo, mi pare che abbia la parola proprio Marine Le Pen. No, è solo un piccolo brano suo è stato, sì. Allora c'è una domanda del pubblico, forse c'è una domanda per Marine Le Pen, quindi adesso Giulio ti chiediamo, non in simultanea ma almeno di raccontarci il senso. Vous allez vous y prendre pour bloquer l'Europe, ce que vous avez annoncé, étant donné que, eh bien, il y aura quand même, vous êtes malgré tout minoritaire dans ce Parlement, et qu'il y aura donc des majorités qui pourront... Come farete a bloccare l'Europa nonostante siete un gruppo minoritario in questo Parlamento? Présentés à ce Parlement. Merci. Alors d'abord, je suis heureuse que la première question soit une question d'un journaliste français. Ça va vous permettre de révéler que contrairement à ce qui a été raconté pendant 3 jours sur l'ensemble des ondes françaises, M. Wilders n'est pas arrivé en 4e position, mais en 2e position. Ce qui change à peu près quand même. Perché a differenza di quanto ha detto la stampa francese, dimostriamo che Wilders è arrivato secondo e non quarto. Cette information arrive jusqu'aux oreilles des Français, puisque les sondages sortis des urnes ont été présentés par l'ensemble de la presse française comme des résultats. Il n'est pas 3e, ce qui paraît quand même assez incroyable. Deuxièmement, si nous exprimons notre certitude d'avoir un groupe, c'est que vous voyez bien que nous avons 5 nationalités sur 7 nécessaires. C'est donc bien sûr une base extrêmement solide de 38 députés. Nous sortons d'une réunion où nous constatons que les combinaisons possibles sont considérables, que le nombre des opportunités que nous avons évoquées nous rendent extrêmement optimistes. E siamo molto ottimisti in questo senso. Évoquer devant vous ces pistes, parce que le principe même d'une négociation, surtout que nous ne sommes pas les seuls à être en train de constituer un groupe, le principe même de négociation exige e non siamo i de la soli discrétion. In ballo a costruire un gruppo. Constater en quelques secondes que le mensonge gigantesque qui a été développé pendant toute la campagne par l'UMP et le PS, qui n'ont eu de cesse d'expliquer qu'il fallait aller voter pour leur donner une majorité. Or, chacun qui connaît un peu le Parlement et qui connaît un peu les équilibres savait pertinemment que ni le PPE loro dicevano di votare per l'uno o per l'altro per costituire una maggioranza all'interno del Parlamento. Alors,
qu'est-ce que nous allons Mentre forcer questa è una falsità perché né l'uno né l'altro possono avere, cioè né il Partito Popolare né il Partito Socialista possono avere una maggioranza assoluta all'interno del Parlamento europeo. Ils verront que le PPE et le PSE sont obligés de se mettre ensemble, de voter ensemble, de constituer ce parti unique que nous dénonçons depuis bien longtemps. Partito Popolare Europeo e Partito Socialista Europeo formeranno di fatto un partito unico per poter votare le direttive insieme, eccetera, eccetera. Que nous représentons, entre autres, car bien sûr il y a d'autres mouvements politiques qui ont envoyé dans ce Parlement des élus qui défendent les souverainetés nationales. Alors nous allons tenter d'empêcher toute nouvelle avancée de l'Union européenne. Il gruppo nostro difende le sovranità, anche se ci sono degli altri eletti nel Parlamento che fanno lo stesso, e che il partito unico PSE e PPE va a detrimento dei cittadini e delle sovranità. Le PPE et le PSE. Et je crois pouvoir vous dire qu'il y a une certaine inquiétude tout de même après les résultats qui ont été les nôtres. C'è una certa inquietudine rispetto ai grandi risultati degli euroscettici, e gli avversari sono insicuri rispetto ai loro progetti. A les gêner considérablement dans leurs projets. Vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être. Volete aggiungere qualcosa? Madame Le Pen, Alain Jean Robert, l'agence France Presse. Vous dites que France Presse française pourrait ne pas absolument monopoliser l'intégralité des questions. Sta chiedendo che la stampa francese non monopolizzi le domande. Vous dites qu'il y a des combinaisons considérables, mais malgré tout, dice che ci sono delle combinazioni considerabili avec les groupes avec lesquels vous négociez. Il semble que les démocrates suédois qui appartiennent au mouvement pan-européen qui est le vôtre vont vers Monsieur Farage. Alors, il y a très peu de possibilités en fait. Invece che non, les démocrates suédois, pour l'instant, à ma connaissance, mais ils pourront peut-être vous répondre pour l'instant, n'ont absolument pas indiqué leur volonté de rejoindre le mouvement. Mais ils ne sont pas à la table avec vous. Non hanno dimostrato la volontà di unirsi a Farage. Ils ne sont pas à table avec nous, mais encore une fois, vous avez là 5 mouvements sur 7. Oui, mais il en faut 7. Je vous ai expliqué que il en faut 7 et dans 3 le délai est dans 3 semaines. Monsieur, il y a une date limite, madame. Merci de votre information. Regardez les visages souriants que vous avez face à vous et comprenez que nous n'avons aucune inquiétude sur la constitution de ce groupe. C'est un peu le signal que nous voulions vous lancer tout en préservant la discrétion dont j'ai parlé tout à l'heure et qui nous permettra d'ici 3 semaines, puisque vous avez rappelé le délai, de pouvoir vous présenter un groupe bel et bien constitué. Perché sennò non si capisce. Il fatto è che per costituire un gruppo al Parlamento europeo bisogna avere 7 nazionalità e un numero minimo di deputati. Il numero minimo c'è, anzi siamo oltre. E alla conferenza stampa sono rappresentate, a quanto capisco, 5 nazionalità, bisogna arrivare a 7. Adesso sì, ma ci sono già. Adesso Matteo. Io mi riconosco nella libera scelta dei popoli e quindi se in Italia i veneti vorranno fare un referendum per l'indipendenza avranno il mio sostegno, se votano in Ucraina hanno il mio sostegno, ovunque un popolo scelga la sua patria, la sua identità, liberamente ha il mio sostegno, a differenza di quanto accade in Unione Europea dove se voti come vogliono loro sei democratico, se non voti come vogliono loro sei populista, xenofobo. Pensate che ieri, a titolo assolutamente personale, il responsabile della comunità ebraica di Roma ha detto che se oggi io mi fossi seduto accanto a Marine Le Pen la Lega si sarebbe messa fuori dalla democrazia. Io sono seduto bello comodamente, serenamente dove sono seduto, abbiamo ottimi rapporti con le comunità ebraiche in tutta Italia, penso che la lotta contro l'estremismo islamico sia nell'interesse nostro e loro, però quel signore, come qualche giornalista qua dentro, più che fare il suo lavoro fa politica e ci siamo abituati e non è un problema. Ecco, questa la polemica con cui si è cercato di strumentalizzare questa alleanza europea che vira intorno alla Le Pen con il suo grande risultato, e appunto al momento abbiamo detto, facciamo il punto, 5 nazionalità rappresentate e devono arrivare a 7. Sì. Però sembra, da quello che ha detto la Le Pen, che tu hai tradotto veramente benissimo, Giulio, davvero in modo quasi simultaneo, che
non ci sono problemi in questo senso, pare ci siano anche gli svedesi che vorranno arrivare e un'altra nazionalità, insomma, la si trova, cercano di minare burocraticamente il cammino. Sì, allora probabilmente la stampa francese di una certa estrazione, non sapendo come andare a criticare Marine Le Pen, probabilmente si aggrappa a queste sciocchezze, però nel corso, prima delle elezioni europee, c'è Ludovic Dedan, che è responsabile estero del Fronte Nazionale, che ha girato 14 paesi a incontrare 14 delegazioni diverse. Ovviamente non tutte sono rappresentate al Parlamento, ma a 7 arriviamo. Ovviamente oggi c'erano i movimenti già rappresentati in Parlamento. I democratici svedesi sono un movimento che entrerà al Parlamento europeo per la prima volta, quindi è ovvio che siano solo in 5. Peraltro la conferenza stampa è stata convocata pochi giorni fa. Sì, certo. Abbiamo ancora la parola a Marine Le Pen, quindi se sei pronto, Giulio, pronto. Allora rimandiamo l'audio. De constituer le sien en maniant l'insulte qui est quand même le degré zéro de la politique. Maintenant, je l'ai entendu après les élections avoir des propos un peu moins violents. Et notamment indiquer ce que je trouve beaucoup plus sage et beaucoup plus fondé politiquement, que sur un certain nombre de dossiers, nous serions probablement amenés, notre groupe et le sien, à constituer un front pour s'opposer aux éléments les plus néfastes de l'Union européenne. Donc vous voyez que les propos de campagne parfois s'atténuent l'élection passée et évidemment nous ne pouvons que nous en réjouir. Non ho capito. Oui, monsieur. Raimund Löw vom österreichischen Rundfunk. Ich habe eine Frage für Herrn Wilimski. Sie sitzen hier am Podium una domanda per Wilimski, questo giornalista politischen Freund Wilders, der möchte, dass die Niederlande austreten aus der EU. Madame Le Pen möchte ein Referendum organisieren, um Frankreich aus der EU rauszuführen. Ist das für Sie hier der Beginn eines Weges? Sto domandando rispetto all'organizzazione di un referendum sulla permanenza dell'Unione Europea in Francia. In der Europäischen Union und beim Euro ist. Und dann, wenn ich darf, noch eine Frage an Frau Le Pen. Würden Sie auch die ungarische Partei Jobbik und die griechische willkommen heißen in Ihrer Gruppe? Danke. Also zunächst einmal, es soll sich niemand und auch kein Journalist fürchten vor der direktdemokratischen Entscheidung, die eine Bevölkerung trifft. Wenn in Europa eine Bevölkerung sagt, dass sie nicht mehr Mitglied sein möchte in bestimmten Belangen dieser Europäischen Union, dann hat dies entsprechend anerkannt zu werden. Und ich glaube, ganz prinzipiell wäre es nicht schlecht, was Österreich betrifft, 20 Jahre nachdem wir hier beigetreten sind und Mitglied, auch einmal durchaus zu überprüfen, ob die Österreicherinnen und Österreicher noch hinter dieser Form des europäischen Zentralisierungskurses stehen oder auch nicht. Und da orte ich ganz generell in der Veröffentlichung eine Dämonisierung allgemein. È un austriaco, se non erro, e sta parlando contro il centralismo europeo sostanzialmente. Sì, dovrebbe essere Strache a vederlo. È Strache, giovane? Sì. Non vedo il video? Sì, è Strache. Ok, è Karl-Heinz Strache, quindi il leader dell'FPO. Direi che adesso Strache... Poi ci sono due domande alle penne, quindi aspettiamo, che Tra poco Karl-Heinz Strache, grande risultato anche della sua forza politica in Austria, no? Stanno risorgendo dopo il periodo Haider, che aveva un po' monopolizzato nel bene, più nel bene secondo me che nel male, l'FPÖ, e Strache aveva partecipato al nostro congresso anche come rappresentante del Front National. Buongiorno Padania. Padanesi, era stato lui, è vero, Padanesi. Tra l'altro abbiamo... Sento che parla di Mario Draghi, mi sa che non ne parla bene. No, sta dicendo che la Banca Centrale Europea è una Geld Machine, una macchina da soldi sostanzialmente. Pensavo fosse una slot machine. Vabbè, però siamo in francese macchina su, macchina da soldi in tedesco, slot machine. Vabbè, siamo più o meno lì. Sì, tra l'altro con l'FPO abbiamo ottimi rapporti da tanti anni. Mi ricordo che già come Giovani Padani, quando facevo il Giovane Padano io, con 35 anni, quindi ti parlo del 97, eravamo andati a Vienna. Ecco la domanda per Marina. Je suis heureuse de pouvoir clarifier une situation qui m'est apparue problématique il y a 2 jours. L'agence Reuters a commis une erreur. È un'agenzia ha compiuto un errore.
en indiquant dans une dépêche, en me faisant déclarer exactement l'inverse de ce que j'avais déclaré. Dieu merci, ils se sont rendus compte de leur erreur et ont donc fait une dépêche rectificative qui a été diffusée et qui est très claire. Nous n'entendons pas nous associer ni avec le Jobbik, ni avec Ataka, ni avec un certain nombre de ces mouvements, et vous le savez, nous l'avons répété à de multiples reprises. Je remarque quand même que l'on continue à essayer toujours de susciter chez nous la division. Vous n'y arriverez pas. Vous pouvez vous y mettre à 100 si vous voulez. Nous sommes une alliance construite, politique, solide. Je remarque également que personne ne fait cela avec les autres mouvements politiques. On ne demande pas aux Verts français si ça les dérange pas d'être dans le même groupe que le NVA belge. Alors qu'ils n'ont absolument aucun point commun. Les uns sont des immigrants ai Verdi francesi se gli faccia piacere stare nello stesso gruppo dell'NVA belga. L'NVA belga che ha una linea, se vogliamo, anche abbastanza simile alla Lega, anche se noi siamo alleati con l'altro partito che è amico che è la Zelanda. Donc nous nous battons pour que nos peuples respectifs aient le droit de choisir. Nous ne sommes pas comme les autres qui voulons imposer un modèle unique. Précisément, nous sommes les défenseurs de nos différences, de la richesse que représentent ces différences, de la spécificité de chacun des modèles qui au fil des siècles de nos pays respectifs. Delle diversità, delle ricchezze che sono emerse nei secoli nei nostri rispettivi paesi. La politique nationale que nous défendons, ceci ne met absolument pas en cause la cohérence de ce groupe qui précisément se bat pour que ce soit les peuples qui décident et non pas les structures supranationali e tecnocratiche dell'Unione Europea. E non si mette in dubbio la coerenza di questo gruppo perché ognuno difende le proprie specificità. Quindi sapete che la polemica era un po' anche ma la Lega autonomista o Front Nazionale nazionalista, però è chiaro che il nostro paese e la Francia hanno due storie diverse. Certo. Il fatto è che difendiamo le nostre tradizioni, le nostre specificità. La bellezza delle differenze alla fine. Esatto. Certo che per così un ascoltatore italiano sentire Marine Le Pen che dice queste parole, esatto, adesso le dice ancora, poi vi dico cosa ne penso. Monsieur Soros, c'est bien, il est très à la mode, notamment au sein de l'Union européenne. C'est tout à fait l'idéologie qui est à l'œuvre ici. Vous le savez, nous étions des députés non inscrits. Non, peut-être vous ne le savez pas d'ailleurs. Probablement vous ne le savez pas, comme l'immense majorité de ceux qui m'ont posé cette question durant toute la campagne. Comme non inscrits, nous n'avons pas la possibilité de déposer des amendements en plénière. Il aurait été assez étonnant, et ça les journalistes spécialistes du Parlement, que j'obtienne un rapport quelconque compte tenu de qui je suis et de ceux qui se mettent ensemble pour les distribuer. C'est une vraie question de savoir d'ailleurs si il faut être rapporteur pour essayer de réfléchir à la manière de mettre en œuvre des textes qui bien souvent vont totalement à l'encontre de l'intérêt des peuples. Ça sont des débats qui vont au sein ora fa parte di questo gruppo che stiamo formando perché, come vi dicevo, si possono depositare degli emendamenti, sta riflettendo sul fatto che si possa essere anche relatori su alcune direttive. Quindi sta dimostrando perché è importante far parte di un gruppo e non rimanere tra il gruppo misto non iscritti, come si chiama al Parlamento. En tout lieu et à tout risque, y compris pendant la campagne présidentielle, où j'ai imposé dans le débat français le protectionnisme, le patriotisme économique, Schengen et l'euro. Vous voyez, même des débats difficiles. Eh bien, je pense avoir fait beaucoup plus mon travail de député européen que ceux qui, pendant 5 ans, sont restés à 300 € par jour en plus de leurs indemnités, assis à côté du ha svolto molto meglio il suo lavoro da deputato europeo mettendo sul piatto delle questioni come il trattato di Schengen, come i posti di lavoro, come l'euro, molto meglio di quelli che stanno a Bruxelles, scaldano la sedia perché percepiscono la diaria di 300 € al giorno oltre lo stipendio. Quindi era un po' anche le questioni che si ponevano. Sta parlando Matteo. La Padania libera è lo slogan più importante del vostro movimento. E cosa ci sta a fare in questa compagine che invece difende lo Stato nationale? Et qu'est-ce que vous pensez, madame? C'est pas une chose très compréhensible parce que vous êtes pour l'hymne national, ils ne sont pas pour l'hymne national. Sì. Che domanda originale, Giuseppina Paternetti. Ha appena spiegato perché. È bello pagarti lo stipendio, Giuseppina. Che agenzia è? C'est quoi qui vous engage ensemble?
Ma l'analisi è: la casa che brucia è qualcuno che mette in salvo i soprammobili. Se la casa brucia spengo l'incendio, poi mi occupo dei soprammobili. Peraltro c'è un fiammingo al tavolo, altrettanto confuso come me evidentemente. La casa che brucia è una moneta unica che sta massacrando l'economia e che faremo di tutto per smontare. È un'immigrazione clandestina che almeno in Italia e di riflesso in Europa non ha precedenti. Questi sono i due incendi. Il terzo è la disoccupazione che non ha precedenti nella storia degli ultimi 50 anni. Una volta arginate queste tre emergenze totali, che almeno in Italia portano a centinaia di suicidi, cose che non si è mai verificato nella storia degli ultimi anni, ci divertiremo fra qualche anno a decidere qual è il confine della patria che ciascuno ha nel cuore. Io rappresento la Lega Nord per l'indipendenza della Padania, democraticamente e pacificamente, non mi permetto di mettere becco su quello che in Francia ci si sente come patrimonio comune dei francesi, rispetto tutti e sono orgoglioso di aver trovato questi compagni di viaggio che come me hanno identificato le emergenze a partire dal lavoro che ci sono nell'Unione Europea. Poi io sono convinto che gli stati, le monete hanno dei confini che spettano alle persone essere decisi. Non c'è niente di immutabile, niente di irreversibile che ne dicano a Bruxelles. Siamo qua a difendere ognuno la sua identità, con rispetto delle diversità. Marine Le Pen, vous ne répondez pas? À vous? Non risponde? La réponse est tellement limpide que je ne me sens pas obligé d'y rajouter quoi que ce soit. La risposta è talmente limpida che non mi sento obbligata di aggiungere alcunché. Question for Ms. Le Pen and Mr. Wilders. Former Czech President Václav Klaus has said before the elections that l'ex presidente ceco prima delle elezioni ha detto che or people from your parties, I don't know if you personally, but that you have contacted him, have talked to him, and have asked him to become a head of your common movement, and he said publicly that he refused politely, even though he supports you. I would like to know if it's correct or not. Thank you. Io ho capito head come cappello. Indeed. I did visit former President Klaus last year. Ho visitato l'ex presidente Klaus l'anno scorso per vedere se potesse giocare un ruolo all'interno del movimento. Later, because a political crisis in the Czech Republic as well. So anche rispetto alla crisi in Repubblica Ceca, he did not really decline, or we did not ma non ask c'è him again. It was stato one un meeting, a follow-up. very friendly meeting. We all know the book. È stato un meeting amicale. Wrote about the European Union as well, and I respect him for that a lot. But it was from both sides not really followed up with all respect for him. Su entrambi i lati non c'è stato un follow-up, anche se lo rispetto molto. Questo non so chi fosse. Era Wilders, okay. Wilders che ha risposto alla domanda in inglese. Beh, la stampa italiana si fa riconoscere comunque, è la domanda veramente più inutile. Tutta la stampa non è che abbia fatto questi grandi... Posso dire che almeno gli altri provano a mettere in difficoltà su robe burocratiche, che la domanda della paternity. Ma Salvini, lei per l'indipendenza della Padania, perché con il tavolo... Cosa vuol... Cioè, la domanda del 700, la Le Pen, ancora lei, via. Ce la fai, Giulio? Madame, je pense que le peuple est souverain. Il popolo sia sovrano. Je pense qu'il est le seul È il solo sovrano. Et je ne trouve pas normal. Non trovo normale que, au motif d'une charte, on empêche les peuples de pouvoir user des protections naturelles. I popoli non possono usare delle protezioni naturali. La nation à laquelle ils appartiennent. Che la nazione a cui appartengono loro offre. Maintenant, vous partez d'un présupposé. Adesso voi partite da un presupposto. Les termes sont très larges. I termini sono molto larghi. Et je ne vois pas ce qui précisément pourrait être contradictoire. E non capisco cosa possa essere contraddittorio. Et de manière générale, la défense des droits de l'homme n'a jamais empêché une nation de donner un avantage, de donner une priorité a una nazione, a uno Stato, di dare un vantaggio, una priorità al proprio popolo. La défense des droits de l'homme n'oblige pas à l'égalité absolue. La difesa dei diritti dell'uomo non obbliga alla uguaglianza assoluta. Les socialistes continuent leur œuvre de destruction, mais il y a encore un avantage
qu'ont les peuples chez eux, continuano la loro opera voilà, à l'exclusion de ceux qui n'appartiennent pas à la nation. Vous voyez? Donc je ne crois pas qu'il y ait la moindre contradiction, mais s'il en existait une, je pense que le dernier qui doit avoir la parole, c'est le peuple. Se pur ci fossero delle contraddizioni tra questi due principi, penso che comunque l'ultimo avente diritto in causa è il popolo sovrano. Dei pericolosissimi democratici fin qui. Ma appunto, penso che la cosa che accomuni tutti senza dubbio sia riconoscere la sovranità del popolo, cosa che penso in Europa sia un concetto abbastanza ormai sorpassato in nome dell'economia, che anche quella fa acqua da tutte le parti, quindi insomma l'Europa cosa ci sta a fare? Ma pensa al cittadino che magari sta ascoltando questa conferenza stampa, si aspettava 5 nazisti che avrebbero detto chissà che cosa, 5 democratici che dicono ovvietà che però sono giuste. Oui, c'est une des dernières tentatives de diabolisation. È uno degli ultimi tentativi di demonizzazione che abbiamo subito. Nous prenons ça avec beaucoup de calme et de patience, et même lorsque la présentation est aussi caricaturale que celle-là. Vous savez, moi je suis française. Io sono francese. Je pense que la France, et je défends le droit pour chacune des nations à être libre, il diritto per ognuna delle nazioni di essere libera e di non essere allineata su tale o quell'altro paese, d'aucun autre pays, et ceci sans aucune xénophobie, sans aucune peur de l'autre, sans aucune crainte ou inquiétude à l'égard des autres. Moi je respecte l'ensemble des nations, mais je ne me soumets pas au désir d'autres nations. Tutte le altre nazioni, ma non mi sottometto al desiderio di alcun'altra nazione. E trovo stupido che l'Unione Europea entri in una guerra fredda nei confronti della Russia. Et la Russie est incontestablement un grand pays avec lequel la France, en tout cas, moi je ne parle pas pour les autres, mais avec lequel la France aurait tout intérêt à avoir des relations commerciales, des relations stratégiques. Je remarque d'ailleurs que la conséquence, mademoiselle, de la stupidité du comportement de l'Union européenne à l'égard hostile de l'Union européenne à l'égard de la Russie, c'est de jeter la Russie dans les bras de la Chine, avec laquelle la Russie vient de passer si getti tra le braccia della Cina. Historique de, je crois, 300 milliards d'euros. Voilà. Eh bien, je pense que c'est une erreur géopolitique, une erreur géostratégique majeure. Et ceci, encore une fois, en toute liberté. C'est une analyse politique internationale, géopolitique, que nous avons effectuée en France, en toute liberté. In tutta la nostra libertà. Je ne défends que les intérêts de la France, en l'occurrence, et des peuples européens. Et des popoli europei. Et je ne défends pas, je ne suis soumise à aucun autre intérêt, à la différence d'autres mouvements politiques d'ailleurs. Sottomesso ad alcun altro interesse, a differenza di altri movimenti politici che sono abituati ad obbedire agli ordini. Anche qua, insomma, direi abbiamo... È una donna con le palle, l'abbiamo appurato. Avec le Jobbik majeur qui fait que nous n'avons pas l'intention, ni les uns ni les autres, d'accueillir le Jobbik dans notre groupe. Vous le savez, pertinemment, nous l'avons très largement répété. Merci à vous tous, mais nous sommes obligés, contraints par les règles de fonctionnement du Parlement, à abandonner cette salle. Dobbiamo purtroppo, in base al regolamento del Parlamento, abbandonare questa sala. La conferenza stampa è terminata. Si è conclusa la conferenza stampa, Giulio, cioè, no, tieni le cuffie. Non scappare. No, volevo fare una domanda. È un caso di possessione o quante lingue sai? Ma non si può dire, non si può dire. Io sono ignorante, quindi meravigliato di violazione, però trovare una persona che parla 4 lingue. Io sono ignorante e ho stupore quando le incontro. No, bravissimo, per l'amor del cielo. Vabbè, sarete dotati in altro. No, però non dirlo a nessuno. No, volevo farti una domanda a te, tipo conferenza stampa di Le Pen. Mettiamo la musichetta. Secondo te, no, come e quanto l'attività del Parlamento europeo può influenzare e ostacolare i progetti non troppo simpatici, almeno per quanto ci riguarda, della dittatura europea, secondo te, che tu che sei un pochino più sul pezzo?
Il Parlamento europeo, se c'è veramente un gruppo coeso e determinato, può mettere in luce di fronte al popolo sovrano questi giochetti, soprattutto li può individuare, li può seguire, li può anche stanare. C'è da dire una cosa, che se è vero che sono i governi nazionali tramite il Consiglio uno dei 3 organi decisionali dell'Unione Europea e la Commissione a decidere qual è la politica europea, però è vero che anche il Parlamento ha una voce in capitolo. Quindi le direttive che magari partono su proposte del Parlamento vanno alla Commissione, al Consiglio, poi tornano in Parlamento, generalmente molto modificate. È anche vero che però, al di là degli strumenti istituzionali, i parlamentari, e nella fattispecie i nostri parlamentari e gli alleati degli altri paesi, possono anche svolgere un ruolo di lobby, quindi di influenza sui membri della Commissione. I membri della Commissione, gli impiegati della Commissione sono dei tecnici, quindi al di là dei commissari che hanno una nomina politica, ma chi lavora effettivamente sulle norme sono dei tecnici. Quindi se siamo in grado di andare a spiegare con costanza e con coerenza che certe norme fanno male all'Unione Europea, secondo me possiamo raggiungere dei grandi risultati. Cioè, si possono rompere parecchio le balle e soprattutto mettere in luce quali sono le storture. Esatto, d'ora in poi con questo occhio di bue che comunque dovrebbe rompere. Poi un grandissimo applauso a Matteo Salvini e al segretario, anche perché è stato il primo, a mio modo di vedere, nella Lega a dare la giusta importanza al Parlamento europeo, in quanto l'Unione Europea, lo sappiamo bene tutti, è l'organo che veramente comanda in Europa, cioè l'80% della norma nazionale di derivazione comunitaria, se non di più. C'è una tendenza pericolosa dell'Unione Europea a volerci omologare, il classico esempio dell'etichettatura dei prodotti alimentari, dove si è tolta la denominazione prodotto senza glutine per i celiaci, eccetera, eccetera. Quindi Matteo ha capito che da lì può derivare un pericolo, che lì bisogna starci, ha spiegato bene anche con degli esempi semplici, perché per esempio l'effetto tangibile dell'Unione Europea sui cittadini è l'euro. Quindi il cittadino, vedendo l'euro, sa benissimo che tanto 50 euro appena estratto una banconota da 50 che noi euro, requisiamo, che noi requisiamo immediatamente, che tanto ormai è fuori corso. Come diceva giustamente il professor Borghi prima che si avvicinasse alla Lega, sulle banconote ci sono ponti e finestre da cui normalmente la gente si butta, quindi sono ma se ti butti dalla mia ma pare che tante persone, buttandosi da quelle finestre, sono state raccolte in braccio proprio da Marine Le Pen, che ha dimostrato di appena ripreso immediatamente la banconota come la nascosta nei meandri. Poi due come noi ha fatto solo bene. Dall'esperienza l'esperienza day by day proprio a Bruxelles, che cosa risulta? Risulta per esempio che, non so, personalmente ho conosciuto uno dei membri della Troika in Grecia, e quindi capisci che alla fine sono persone come noi che possiamo combattere o influenzare, cercare di portare a più mito i consigli. Insomma, possiamo interagirci per il bene della nostra comunità. Avranno comunque anche loro un cuore, un'anima, una coscienza. Ma una coscienza, perché al cuore magari hanno sostituito un manuale di economia. Comunque, come avrete notato, sbagliato. Se siete sbagliato. Sì. Manuale di economia tutto sbagliato. Sì, esatto. Perché si basano sulle scuole. C'è la pubblicità. Sì, scusate. C'è la pubblicità, ma dedichiamo la canzone. È un po' che volevo mandare. È un po' che la volevamo mandare. C'è la pubblicità, non cambiate stazione in alcun caso, come al solito. Mi sono